Aveva percepito il reddito di cittadinanza e indebitamente la Guardia di Finanza gli sequestra un immobile di proprietà per far rientrare nelle casse dello Stato le somme indebitamente elargite. Protagonista un cittadino di origini italiane a cui erano state corrisposti oltre 15.000 euro a sostegno delle paventate difficoltà economiche. Le Fiamme Gialle di Vicenza, invece, a seguito di specifici accertamenti, avevano dimostrato la falsità delle dichiarazioni presentate. Per questo il GIP, su richiesta del sostituto procuratore, ha emesso un decreto di sequestro per consentire all'erario di recuperare il sussidio destinato a chi si trova al di sotto della soglia di povertà. L'indagine, che nasce nel 2021, in realtà siamo riusciti a individuare un soggetto che nella domanda prodotta all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza aveva omesso di dichiarare il possesso di 2 appartamenti. Inoltre successivamente non aveva integrato neanche l'istanza per dichiarare che un appartenente al nucleo familiare aveva intrapreso un'attività lavorativa. Avuti questi elementi, abbiamo potuto segnalare all'INPS il blocco dell'erogazione dei contributi del reddito di cittadinanza e interessare l'autorità giudiziaria, che in questi giorni ci ha consentito di procedere al sequestro della somma dovuta, quindi la somma attualmente spettante di 15.000 euro. Nei giorni scorsi, inoltre, il controllo degli illeciti di carattere economico sul territorio dei finanzieri si è esteso ad altri settori, controllati 500 veicoli e oltre 1.000 persone. Ad Arzignano, nel contrasto al lavoro nero, è stata emessa una sanzione amministrativa di 4.800 euro nei confronti del titolare di un bar che aveva omesso comunicazioni amministrative per contratti di lavoro intermittente. Sanzionati per l'utilizzo di slot machine in orari non consentiti i titolari di locali nei comuni di Brendola, Montebello, Schiavon e Arsiero. Al mercato di Piovene Rocchette, il venditore di una bancarella che commercializzava abbigliamento e peluche con false griffe è stato denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di commercio di prodotti con marchi contraffatti e di ricettazione.